Dove mi trovo? Chiese la bambina sotto ipnosi in un italiano perfetto. La domanda disorientò Erika e la fece vacillare. Si riprese rapidamente dalla sorpresa, cercando di capire cosa fosse appena avvenuto, poiché Fatou non aveva mai usato la sua lingua. Anzi, le aveva sempre dato l'impressione di non capirla nemmeno. Possibile che avesse finto per tutto quel tempo? E anche se fosse, dove e quando l'aveva imparata? «Sei qui con me», le rispose Erika in italiano. La bambina non disse niente, ma poco dopo aggiunse: «Dove sei? Non ti vedo». Altro sconcerto, altra confusione. Erika non aveva mai visto succedere una cosa simile. «Sono qui, vicino a te», la rassicurò, assecondandola. Sul volto di Fatou apparve una rapida espressione di fastidio, ma poi tornò imperturbabile e silente. La chiarezza e la puntualità delle espressioni utilizzate dalla bambina erano le stesse di un soggetto madrelingua. «Ci sei?» le chiese allora. Stavolta non ci fu replica. Erika comprese che le frasi in italiano erano affiorate da un livello più profondo della psiche e che per ottenere altre risposte avrebbe dovuto scendere di più anche lei. Avete ascoltato un brano tratto dalla Casa dei Silenzi. La voce e la scrittura sono quelle del suo autore, Donato Carrisi. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Nella Casa dei Silenzi ritroviamo Pietro Gerber, l'addormentatore di bambini, lo psicologo infantile che utilizza l'ipnosi e che conosciamo da altri 3 romanzi di Carrisi. Pietro è un personaggio singolare, figlio di un altrettanto famoso psicologo infantile, il signor B. Vive ormai solo, in una casa nel centro di Firenze. La stanza dove lavorava suo padre è stata murata e su un mobile c'è una cornice d'argento senza nessuna foto dentro. Detto questo, lui è molto bravo e perciò a lui si rivolgono i genitori di Mattias, un bambino di 9 anni, che da circa un anno fa un sogno ricorrente e sempre più invasivo. Una donna con dei lunghi capelli neri che non dice nulla. Donato, prima di entrare nello specifico dentro questo romanzo, siccome è la prima volta che sei qui e non abbiamo mai parlato di Pietro Gerber e della serie delle case, vorrei chiederti che cosa ti ha affascinato di quest'idea di creare un personaggio che fa l'ipnotista. Il fatto che avesse a che fare con i bambini. E quella è stata la molla per tutto quanto il resto, perché non bastava descrivere un ipnotista. L'ipnosi era un argomento che volevo affrontare da tanto tempo, però lo ritenevo poco credibile a livello letterario. Avevo paura di sconfinare in qualcosa che disturbasse il lettore. E avevo paura che non si creasse l'incantesimo della sospensione dell'incredulità. Invece poi mi sono accorto che riferendo l'ipnosi ai bambini cambiava tutto, perché la mente dei bambini è un labirinto, non è una cosa semplice e soprattutto è un luogo in cui ci si può perdere anche il terapeuta nella mente di un bambino. Bisogna stare attenti alle porte che si aprono nella mente di un bambino, perché dietro ogni porta può nascondersi un segreto troppo spaventoso e inquietante per gli adulti. L'ho chiamata la serie delle case, non so se si chiami davvero così, ma perché questa idea della casa? Perché la casa in teoria è il luogo in cui ci sentiamo più sicuri e invece è quello più pericoloso. La maggior parte dei pericoli si annidano nelle nostre case. È nelle case che siamo più minacciati e sono le persone che ci vogliono bene che poi alla fine possono rivelarsi i veri nemici, per cui tutto questo meccanismo era molto affascinante ed è un meccanismo incontrollabile quello appunto della vita domestica, e poi perché la mente di ognuno di noi è una casa. Noi facciamo entrare chi vogliamo, alle volte riceviamo degli ospiti indesiderati che è difficile mandare via,
questi pensieri, questi ospiti indesiderati, sono pensieri che a volte si stanziano, decidono di mettersi lì, di piantare radici nella nostra mente e non se ne vanno più. Veniamo alla Casa dei Silenzi, una storia che cammina su un filo, non voglio dire dell'irrazionale, ma di un campo in cui non tutto è spiegabile con l'evidenza. E questo è chiaro fin dalle prime pagine, quelle che ci hai letto. Questa dottoressa italiana, Erika De Roti, si trova in Gambia e ipnotizza Fatou, questa bambina che è del posto. E portando una radio che utilizza durante l'ipnosi a determinate frequenze, la bambina entra in uno stato particolare e, come abbiamo sentito, comincia a parlare italiano. Quindi parliamo di questa cosa del razionale e irrazionale. Io getto via la maschera in questo romanzo perché finalmente dichiaro in maniera aperta: questo è un romanzo gotico. Anzi, tutti e 4 i romanzi che hanno come protagonista Pietro Gerber sono romanzi gotici. E lo dico con sfacciataggine, rivendicando anche questa cosa, perché in quest'epoca, particolarmente in quest'epoca, c'è bisogno di un ritorno al romanzo gotico. L'inizio di questo secolo, non del millennio, ma di questo secolo, assomiglia fatalmente all'inizio dell'Ottocento. Perché? Perché c'è una fiducia incondizionata nel progresso, nella tecnica, ma anche la necessità di domandarsi: io in che cosa credo? Non a caso nel 1816 viene partorito il romanzo gotico per eccellenza dell'era moderna, e a creare questo racconto è una giovane sposina di 19 anni, Mary Shelley. Quel romanzo è Frankenstein, che tratta del confine tra la vita e la morte, ma poi tratta anche di tecnologia, di tecnica, perché influenzata dalle ricerche di Galvani sull'elettricità, lei fa un riferimento molto chiaro a quello che è il progresso dell'epoca. E noi viviamo più o meno lo stesso momento. Il nostro Frankenstein si chiama intelligenza artificiale e di nuovo siamo costretti a domandarci che cosa ci sia tra la vita e la morte. Ecco, questa domanda ritorna in maniera prepotente nel romanzo gotico, e in un romanzo gotico come questo, che è una storia irrazionale forse, ma è fondamentalmente una storia che parla di noi. Non hai timore che flirtare un po' con l'irrazionale possa sostenere un certo pensiero, non lo so, antiscientifico? No, anzi, c'è molto di scientifico qui. Io sono arrivato a questa scrittura, a questo tipo di racconto, proprio studiando le parole dei fisici moderni, studiando le teorie quantistiche, che ci propongono un mondo affascinante che non risponde alle regole universali che conosciamo, anzi ha proprie regole e ha un proprio spirito probabilmente. Ora, se questa indagine la fanno i fisici, perché non dovrebbero farla anche gli scrittori? Dicevamo Erika De Roti, che tornerà più avanti nella storia, i cui veri protagonisti però sono 3. Mattias, il bambino che sogna e che diventa paziente di Gerber stesso e questa signora silenziosa. La dinamica che li lega a me ha ricordato una specie di inseguimento. Per te invece cos'è stato quando l'hai scritto? Mi piace l'idea dell'inseguimento. Io ho sempre visto come una danza, la danza di una giostra, per cui è tutto molto circolare, tutto molto rotondo, si ripete sempre lo stesso moto e in qualche modo i 3 personaggi sono collegati, è come se si tenessero per mano e non riescono a lasciarsi andare, tutti e 3. La storia della signora silenziosa, credo che possiamo dirla, è una storia di violenza, di una bambina che è testimone di una violenza in casa e, come spesso accade, questo germe non la abbandona più per tutta la vita, nonostante sua madre l'avesse messa in guardia e le avesse insegnato in qualche modo a proteggersi da quelli che lei chiamava gli scarafaggi. Perché ti interessava parlare di questo tema? Perché penso che sia la funzione della letteratura questa, cioè di affrontare in maniera narrativa anche temi molto attuali, senza per forza fare un catechismo al lettore. Non ho questa necessità intellettuale, io devo raccontare e basta, perché è un po' quello che faceva mia madre quando io ero adolescente. Io sono stato un adolescente ribelle.
con delle idee molto estreme, ero categorico nelle mie cose. Quando la mia mamma, insegnante di italiano, voleva insegnarmi qualcosa, voleva trasmettermi qualcosa, farmi cambiare idea, non intavolava una discussione. Mi affidava un libro o mi faceva vedere un film e poi era automatico, perché il seme di quel libro, di quel film entrava in me e cominciava a germogliare, era inevitabile. Si parla molto di violenza sulle donne, probabilmente però è necessario anche affrontare l'argomento in maniera letteraria, cioè provare a portare attraverso i sentimenti l'argomento nella mente delle persone. Un'altra cosa che mi ha fatto pensare alla storia di questa signora silenziosa è che è una storia struggente, perché ci ricorda che ci sono tantissime vite difficili e silenziose. È verissimo, noi non le vediamo, sono silenziose e anche invisibili spesso. Se non ci vengono portate all'attenzione noi le ignoriamo, tendiamo ad ignorarle, ma è anche un meccanismo di autodifesa. Noi non riusciamo a riconoscere subito le brutture del mondo e lo facciamo per difenderci, non perché siamo indifferenti, perché non vogliamo credere che certe cose esistano e che avvengono a poca distanza da noi. Noi non sappiamo che cosa accade, per esempio, al di là del muro che ci separa dai nostri vicini di casa. Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, a volte lo intuiamo e rimuoviamo subito il pensiero, ma appunto non perché siamo insensibili, ma perché forse non vogliamo accettare che esista un male così prossimo a noi. Poi forse non possiamo, in qualche modo farci carico di tutto il dolore del mondo, no? Perché è facile sbagliarsi anche spesso. Abbiamo paura di sbagliare, invece non bisogna avere paura di sbagliare. A volte bisogna rischiare per aiutare qualcuno. Non sempre è facile, non sempre quell'aiuto è ben accetto, tra l'altro. A volte viene respinto, anche con sdegno, anche con forza. Ma noi dobbiamo insistere, è l'unico modo che abbiamo per salvarci a vicenda. In questo romanzo piove quasi sempre. Gerber ha sempre l'impermeabile e quando cammina scivola nel fango. Quanto conta il tempo atmosferico in questa storia e più in generale nelle tue storie? Qui c'è una Firenze trasfigurata e la pioggia aiuta, perché io non voglio che il lettore pensi di trovarsi effettivamente a Firenze, anzi deve avere il dubbio fino all'ultimo che quello sia un luogo della mente, un luogo in una dimensione parallela, anche in qualche modo magica. Infatti svuoto anche Firenze dai turisti, non ci sono turisti a Firenze. Lo vorrei fare anche nella realtà, nel senso che i turisti inquinano, portano questo loro inquinamento, inquinano la cultura soprattutto, che è la cosa più grave. E io preferisco i viaggiatori ai turisti, cioè sono quelli che quando li vedi per strada non li riconosci perché si sono integrati pienamente con il luogo che stanno visitando. E voglio che il lettore si senta viaggiatore nelle città che descrivo. Il lettore si addentra insieme a Gerber per le strade di Firenze, in questi luoghi pieni di mistero. E questo percorso, calzando le scarpe di Gerber, diventa un percorso dell'anima. E in un percorso dell'anima non può che piovere. Naturalmente è molto difficile parlare di un thriller stando attenti a non rivelare troppo della trama, ma possiamo dire che il lavoro che Gerber fa ha un grande impatto e chiede un alto prezzo alla sua vita, dal cui prezzo si può salvare solo dimenticando. Leggendo quel pezzo ho pensato al bellissimo film Se mi lasci ti cancello, con Kate Winslet e Jim Carrey, e al potere dell'oblio, che però è sempre un potere un po' a metà, perché anche lui richiede un caro prezzo. Tu che cosa pensi dell'oblio? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Restituiamo a quel film il suo titolo originale, perché il titolo italiano è una bestemmia. E io dell'oblio penso tutto il bene possibile. Me lo auguro l'oblio, alla fine della vita per esempio, anche in alcuni momenti della vita bisognerebbe augurarsi un piccolo oblio, dimenticare, è un meccanismo di protezione e non sempre noi gli attribuiamo l'importanza che dovrebbe avere. Dimenticare piccoli frammenti della nostra vita non ci fa male, anzi determinati ricordi ce li portiamo appresso come fossero macigni e quel peso ci rallenta. E io non sopporto questo rallentamento, non sopporto di essere frenato dai brutti ricordi.
dedichi questo libro ai tuoi bambini che dici ti raccontano i sogni. Ti ispirano mai? Tantissimo. Allora, ogni volta che scrivo un libro, questa è la prima volta che la dico questa cosa perché è una cosa molto personale. Io penso che un giorno finirà nelle loro mani e magari avranno voglia di leggerlo quel libro. Quindi io non mi rivolgo soltanto ai miei contemporanei, questa parola magica non si usa più, contemporanei, che vuol dire noi viaggiamo insieme su questo sasso alla deriva dell'universo per un periodo determinato del tempo, brevissimo tra l'altro. Ma penso anche che siano destinati questi romanzi ai miei posteri, cioè ai miei figli e magari ai miei nipoti, e attraverso questi romanzi magari vorranno conoscermi meglio, non troveranno nulla di me, perché l'autore sparisce in ciò che scrive, è la mia regola aurea. Però c'è forse una parte del mio spirito tra quelle parole. Ecco, nel vuoto tra le parole si nasconde una parte di me, si cela una parte di me. Una domanda che ti avranno fatto tutti fin dal primo libro. Hai fatto l'ipnosi? Sì, assolutamente. Io sperimento tutto quello che racconto. L'ho fatto, è stata un'esperienza con una bravissima psicologa ipnotista che tuttora mi segue come consulente. Io sono stato nel suo studio anni fa perché volevo verificare il potenziale di questa narrazione. Ebbene, mi sono sottoposto a ipnosi, era un pomeriggio di giugno, un bel pomeriggio milanese, una grande vetrata alle spalle dell'ipnotista seduta su una poltrona, alle sue spalle c'era il parco, gli uccellini, i bambini che giocavano, io disteso su una dormeuse davanti a lei, con gli occhi chiusi, e lei che guidava la mia trance, io che pensavo, ma sono pienamente cosciente, tengo solo gli occhi chiusi, in realtà sono sveglissimo. E mi struggevo perché dicevo l'ipnosi non esiste, non potrò mai raccontarla, e fingevo, non mi grattavo nemmeno il naso che mi prudeva perché avevo paura di deluderla, perché avevo paura di farle capire che su di me non attecchiva, quella che mi sembrava una ciarlataneria poi alla fine. Lei mi ha risvegliato dopo mezz'ora, mi ha detto di aprire gli occhi e io li ho aperti. Ero sconfortato ma anche sollevato perché quel supplizio era finito. Ebbene, la luce alle spalle della psicologa era cambiata. Nella finestra non c'era più la luce del pomeriggio, ma la luce della sera. I bambini erano andati a casa, gli uccellini si erano rintanati nei loro nidi. Ebbene, erano trascorse 3 ore e io non me ne ero accorto. È questa la potenza dell'ipnosi. Non ti fa perdere la cognizione di te stesso, anzi l'amplifica, ti fa perdere contatto con il mondo circostante. Ed è un viaggio intenso e lungo dentro se stessi. Che meraviglia, mi devi dare il numero perché io l'ho fatta 3 volte e non ha mai funzionato. È l'unica cosa su cui baro in questo romanzo, perché in realtà sembra che l'ipnosi sia accessibile a tutti. Solo una fortunata minoranza può cedere all'ipnosi e io faccio parte di questa minoranza, per mia fortuna. Senti, e in quante altre case ci farai entrare? Hai un'idea? Nella mia mente le case sono 7, non so se le scriverò mai tutte. Questa potrebbe essere l'ultima. Se ne avrò voglia arriverò fino in fondo, oppure ne scriverò un'altra, ma non ne ho idea, in questo momento non mi pongo il problema. Però nella mia testa le case sono 7. Perché 7? Perché è un numero che ha un significato? No, perché sono 7 le storie che ho trovato, sono 7 le storie che varrebbe la pena raccontare. Abbiamo dato voce alla Casa dei Silenzi di Donato Carrisi, Longanesi. Voce ai libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.